Siamo con Bruno Bandoli in rappresentanza dell'Istituto Oncologico Veneto e proprio nella serata del 31/12 in piazza ci sarà anche lo IOV. Certamente, abbiamo ottenuto grazie all'amministrazione di poter presentare le nostre attività in un breve videoclip di 60 secondi che vorrà essere un segnale di vicinanza ai nostri pazienti in un momento particolarmente delicato quale quello delle feste natalizie e della conclusione dell'anno, ma vuole anche essere uno strumento in più per parlare di prevenzione, far sapere la nostra esistenza sul territorio e raccomandare così anche il valore primario della prevenzione per vincere la sfida contro il cancro. Quindi uno stand informativo, ma diciamo che poi sarete presenti anche il 6 di gennaio in piazza. Ecco, il 6 gennaio ci sarà una kermesse più vivace, nel senso che avremo il nostro punto informativo IOV, saremo in abbinata ad altri amici che proporranno una cioccolata calda per ritemprare le persone e in quel caso lì ci proporremo proprio come divulgazione, probabilmente anche con un personale sanitario, per far conoscere più da vicino la nostra realtà.